Il tempo di firmare la richiesta formale da parte di molti genitori membri della comunità bengalese arriverà sul tavolo della dirigente scolastica del comune. La richiesta che da giorni sta scatenando polemiche, quella di inserire nel menù scolastico la carne halal, quella macellata secondo il rituale ritenuto lecito dal Corano. Dalla parte del comune la vicenda sembra già risolta. C'è ampia possibilità di scelta per i 5 pasti settimanali, ha dichiarato l'assessore alle politiche educative Paolo Romor. L'integrazione, ha concluso, passa anche attraverso il mangiare insieme fin da piccoli. Stessa posizione condivisa dalla regione. Che la comunità bengalese è ben accetta se capisce che è venuta a vivere in una società, in una civiltà, in una organizzazione, quella della scuola, quella del nostro contesto, dove diamo tanti servizi, tanti diritti, ma pretendiamo anche del rispetto. Il rispetto vuol dire che i loro figli possono mangiare qualcosa di alternativo che nelle tabelle nutrizionali è previsto, possono mangiare altro, possono stare a casa. Dal canto suo il portavoce della comunità bengalese dichiara: non siamo più ospiti di questo paese, ma abitanti che vivono e lavorano qui da anni e come tali abbiamo il diritto di chiedere. Ma esistono dei criteri ben precisi. Io la considero una provocazione, questo che rende la cosa fastidiosa, perché credo che la scuola italiana abbia dimostrato tutta la volontà di dare le giuste risposte alle sensibilità diverse, anche di tipo religioso. Forse abbiamo esagerato a dare troppa disponibilità, perché chi viene a vivere qui deve rispettare queste regole, ancorché io pensi che la macellazione di quel genere dovrebbe essere proprio vietata in generale, perché si tratta di una pratica brutale per quanto riguarda proprio la gestione degli animali e francamente se volevano continuare con le loro tradizioni potevano rimanere a vivere nel paese di origine, hanno deciso di venire in Italia e in Europa, si adeguino alle leggi italiane ed europee. Donat-san poi aggiunge: E da quello che vedo da questo governo è disposto a cedere, in particolare questo governo, ma devo dire non solo questo, una certa politica, soprattutto di sinistra, che non ha a cuore la propria identità, che non ha a cuore le tradizioni, l'orgoglio dell'italianità, cede su tutto, quindi potrei aspettarmi che ceda anche su questo.